Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Questa sera parleremo di bellezza e di salute, però lo faremo in modo diverso dal solito, infatti lo faremo guardando le vacanze natalizie, perché le feste, lo sappiamo tutti, sono il momento per rilassarsi, per ritemprarsi, ma sono anche il momento in cui spesso e volentieri si commette qualche scivolone per la nostra salute, soprattutto poi quando si parla di alimentazione. Allora stasera avremo tutti i consigli dei nostri esperti per capire cosa fare e cosa non fare e soprattutto per capire quando fermarsi, ma cosa fare poi se il danno è stato fatto. Parleremo di tutto questo in tema di alimentazione e di medicina estetica insieme a Dvora Ancona, medico specialista in estetica, professoressa all'Università di Pavia, direttore del centro medico Iuva. Buonasera, benvenuta. Grazie. E buonasera e benvenuta anche alla biologa, nutrizionista e ricercatore dell'Istituto dei Tumori di Milano, Anna Villarini. Buonasera e benvenuta. Eccoci qua, allora l'ho detto, gli scivoloni si fanno sotto le feste, ahimè, però vorrei iniziare invece a raccontare quello che è diventato il nuovo trend per i regali natalizi. Allora ci si regala un po' di bellezza, tante volte però ci si regala un po' di bellezza invasiva, si regalano gli interventi estetici. Allora è giusto? Quando si può fare? Quando invece è sconsigliato? C'è qualcosa che dobbiamo sapere? Allora, innanzitutto è importante sapere, grazie di tutto, prima di tutto, ma è illustrato in un modo meraviglioso, ma la prima cosa da dire è differenziare la medicina estetica dalla chirurgia estetica, ovvero la medicina estetica sono quel gruppo di dottori che si sono specializzati, ovvero che hanno fatto un diploma in medicina estetica, dopo naturalmente il corso di laurea in medicina e chirurgia, e che quindi hanno conseguito dopo 4 anni questo diploma, quindi hanno praticamente studiato su come fare interventi senza utilizzare mai il bisturi, senza tagliare, mentre il chirurgo plastico o chirurgo estetico è praticamente quel chirurgo che va a tagliare, ovvero a rifare i seni, a fare i nasi, tagliando, che ne so, scolpendo i nasi oppure piuttosto che facendo la liposuzione. Faccio un esempio, la liposuzione. La liposuzione, il chirurgo estetico va praticamente con diciamo come se fosse un piccolo assorbitore di grasso e va quindi utilizzando un'apparecchiatura e va con un tubo a sciogliere o comunque a sfilare il grasso dalle parti dove è in eccesso, mentre noi andiamo a fare delle punturine che vanno a sciogliere questo grasso. Queste punturine sono di fosfatidilcolina, questo per dire un esempio. È chiaro che il chirurgo forse potrà ottenere un risultato molto maggiore rispetto al nostro, perché è molto più invasivo però ed è un intervento chirurgico, potrebbe essere di un 50-60% su quello che si aspetta il paziente. Noi magari possiamo ottenere un 30%, 40% di quanto vogliamo dare appunto di risposta al paziente stesso, però una cosa è certa che non siamo così traumatici. Adesso mi odieranno un po' i chirurghi, ma un po' è così, ormai il futuro è cercare di non fare della chirurgia, ma quindi regalare della medicina estetica. Certo, Ci tenevo a spiegare questo, quindi come il cardiologo e il cardiochirurgo. Il cardiologo è quello che si occupa di curare il cuore, il cardiochirurgo è quello che taglia, che va a mettere il pacemaker, che va comunque a fare degli interventi, insomma, proprio a livello del cuore, incidendo con il bisturi. Certo, Questa ecco, è la differenza. Ecco, una differenza assolutamente da fare, perché tante volte non è necessario essere così cruenti e così invasivi con qualche trattamento, ma se ci si conserva bene, se si ha un buono stile di vita, un buono stile di alimentazione, insomma, si può arrivare a concedersi qualche aiutino che però non ci trasformi totalmente. Allora la dottoressa ha parlato di liposuzioni, beh, si potrebbero evitare pensando a uno stile di vita con un regime alimentare regolare, però non vuol dire non concedersi niente, non vuol dire vivere affamati. No, no, assolutamente, ma intanto per evitare la liposuzione la cosa importante è essere magri da piccoli, perché le persone che sono obese o in sovrappeso da bambine, le donne penso che sono quelle che più ricorrono a queste tecniche, sono quelle che hanno maggior rischio da adulte di avere sviluppato tanta massa grassa che viene tolta con questi sistemi, ma chiaramente io mi occupo di nutrizione, è sempre bene... Infatti una cosa ci terrei a dirla, mi spiace interrompere. No, scusa, la genetica, perché purtroppo invece ci sono anche casi di genetica per cui abbiamo del grasso accumulato in alcune zone che non è dovuto al fatto di essere obesi, ma proprio dalla conformazione genetica. Ci sono proprio dei geni all'interno del nostro organismo che ci danno questa forma. Questo è vero, però è anche vero che anche quando la genetica è sfavorevole, se noi avessimo un'alimentazione corretta e facessimo attività fisica in maniera regolare, si riesce a correggere molto. Questo deve essere, se uno proprio lo vuol fare, a mio avviso l'intervento chirurgico proprio l'ultima spiaggia da utilizzare, ma prima
aggiustare lo stile di vita, poi trattamenti estetici più grandi, la medicina estetica come diceva Davora, e poi eventualmente ricorrere a quello. Certo, quindi vivere in benessere, trovare il proprio equilibrio e poi magari aiutarsi per semplicemente ritrovare la giusta armonia con la propria pelle. Allora abbiamo iniziato a vedere qualche immagine, io vorrei parlare di quei piccoli trattamenti che si sentono nominare, tante volte si sente dire le punturine oppure si sente parlare di vitamine che possono far ringiovanire. Allora di cosa si tratta? Vediamo intanto qualche Allora adesso vediamo di cosa si parla. Però quello che ci tenevo a dire è che la collega ha perfettamente ragione, cioè partiamo sempre da un regime alimentare corretto, ovvero io sempre di più ci tengo a dire, adesso intanto parte questo esempio di questa paziente, però ci tengo a dire che il mio paziente ormai arriva nel mio studio e la prima cosa che deve fare, devo capire che tipo di alimentazione e come vive. Per cui ormai infatti c'è a disposizione, mi dispiace non avere te, ma so che sei impegnatissima, perché sennò sarei felice più di tutto il mondo, perché lei è bravissima, simpatica, ha provato, ma non c'è verso di portarla via dall'istituto, quindi... Però noi abbiamo una nostra nutrizionista che si occupa proprio di seguire quello che è la forma della paziente, come mangia, come beve, come tutto, e poi andiamo a fare delle integrazioni per andare a migliorare, è vero quindi quanto diceva. Queste immagini invece che fanno vedere adesso in televisione sono delle immagini appunto, noi in questo caso credo che però siano, qui stiamo facendo credo delle fialette, forse è un rinforzare, questa è una, niente, fa un po' di tutto, lì prima ha messo l'anestetico, adesso invece sta facendo la biorivitalizzazione. Che cos'è la biorivitalizzazione? Sono appunto delle vitamine A, B, A e C, e inoltre ci sono anche i glucosaminoglicani, che sono i precursori del collagene. Insomma, in poche parole, quello che va a fare, guardate un attimo il livello, tipo il viso come si è rialzato da una parte, come invece dall'altro più abbassato. Questo l'ho fatto semplicemente dando un po' di idratazione alla pelle. Non so se riuscivate a vedere bene, se magari si può fermare l'immagine. Vedi come lo zigomo leggermente è più alzato da una parte rispetto a quello dall'altra, perché sono andata con le vitamine, quindi comunque un prodotto riassorbibile che assolutamente serve per dare idratazione, spessore, rigenerare la pelle, però mi piace lavorarlo sul viso proprio per far già vedere quello che potrebbe essere l'effetto se una persona comincia a essere costante nell'abbinamento appunto di dieta, costituzione, proteine che appunto non devono mai essere in eccesso, però ne necessitiamo perché comunque sia si vanno a perdere un sacco di proteine all'anno e i tessuti tendono infatti a cedere e comunque il nostro organismo è costituito da tali forme. La proteina non deve essere mangiata in senso di carne, ma anche in senso di arachidi piuttosto che di altre forme, chiaramente. Non tutti sanno dove sono presenti, per cui magari dopo la nostra collega appunto potrà raccontarlo. Ecco, vedete, qui c'è l'esempio classico della parte sinistra e della parte destra. La parte dove tengo il dito è quella parte sinistra. Vedete come lo zigomo si è rialzato? Leggermente però, senza cambiare l'effetto volto, però dà quell'effetto di tono, di freschezza. Ecco, questo secondo me è un bell'effetto, di sano. Quando uno è tonico, è sano, come va in palestra è così uguale quando praticamente fa le vitamine o comunque fa qualcosa che va a rigenerare il tessuto. Assolutamente sì, allora abbiamo visto un viso in forma con, con la pelle rigenerata, il tessuto tornato elastico, allora abbiamo parlato di vitamine ma anche di proteine che servono quindi al nostro fisico e ai nostri tessuti. Allora le proteine abbiamo iniziato a dire non esattamente nella carne ma anche nella frutta secca, ma anche le vitamine, perché spesso si sente parlare degli agrumi che fanno bene e poi se no di multivitaminici che possono sopperire alla mancanza di un'alimentazione variata. Non possono sopperire. Ecco. Le vitamine fanno molto bene, i sali minerali fanno molto bene, molti hanno azione antiossidante di vitamine, quindi sono fondamentali per il nostro corpo, per tante funzioni, ma anche per combattere l'invecchiamento dato dai radicali liberi. Ma un conto è assumerle attraverso l'alimentazione e quindi mangiare tanti cibi vegetali che sono ricchi di vitamine e di sostanze antiossidanti, e un conto è prenderli come integratori. Presi come integratori possono addirittura creare dei danni se vengono presi ad alte dosi e per periodi molto lunghi. Quindi qualunque integratore deve essere consigliato da un medico che ne stabilisce esattamente la dose e dice per quanto tempo deve essere preso. L'errore più grosso è il fai da te, cioè andare in un supermercato e prendere perché ho sentito dire la vitamina E fa bene alla pelle, allora la prendo, il beta-carotene per la bronzatura, allora lo prendo chissà per quanto tempo. Purtroppo i grandi studi con cui abbiamo a che fare noi, anche che lavoriamo nel settore oncologico, ci dicono che è sconsigliato pensare che gli integratori possano prevenire il cancro o essere utili per mantenere uno stato di salute. E allora devono essere considerati una medicina, solo quando ce n'è reale bisogno. Per il resto
il consumo di alimenti vegetali come frutta, verdura, cereali integrali, legumi, che contengono anche le proteine che ci possono essere utili, sono più che sufficienti a equilibrare perfettamente il nostro organismo. Quindi con la nostra alimentazione possiamo fare molto. Ecco, la ringrazio per aver specificato che è importante sempre l'aiuto del medico. Allora il fai da te no mai, che si tratti di alimentazione, che si tratti di medicina estetica, perché ci sono stati casi di persone assolutamente sfigurate, persone cambiate perché volevano fare da soli. Allora, ma infatti in Inghilterra hanno messo proprio una legge che impedisce di dare gli integratori senza una prescrizione medica, ovvero si devono fare prima degli esami del sangue, valutare quello che ha il tuo organismo, dopodiché si danno gli integratori giusti. Vietato alternativa. Ma banalmente un integratore preso in alte dosi, come è appunto nelle capsule, e per tempi molto lunghi può far insorgere una patologia invece che proteggere l'organismo. Quindi fa l'effetto esattamente contrario di quello che uno si aspetterebbe. Quindi massima attenzione, controllo medico, noi siamo fortunati perché due grandi specialisti ce li abbiamo qui, per cui io direi state con noi perché subito dopo la pubblicità torneremo a parlare della nostra bellezza e cercheremo di capire cosa fare sotto le feste, soprattutto quando ci si è concessi qualcosa di troppo. A tra poco.